Banca Popolare di Marostica. Una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Venerdì 17 gennaio, Sant'Antonio Abate, è il 17° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 348 al termine. Il sole sorge alle 7:45 e tramonta alle 16:56, la luna si leva alle 18:37 e tramonta alle 7:57. Dopo essere stato condannato e impiccato per alto tradimento nell'aprile dell'anno precedente, Antonio Foscarini, già senatore e ambasciatore della Serenissima in Inghilterra e in Francia, viene solennemente riconosciuto innocente dal Consiglio dei 10. Viene stabilito altresì che la notizia della sua ingiusta morte sia comunicata alle corti di tutta Europa. Domenica 19 gennaio alle ore 20:30, musical Frontiere, un viaggio immaginario di uomini e donne alla ricerca di un futuro migliore, presso l'Auditorium Vivaldi a Cassola. Le previsioni per domani: cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo locali schiarite nelle prime ore. Precipitazioni, probabilità nelle prime ore medio-bassa ovunque. Nella seconda parte della giornata in aumento fino a medio-alta sulle zone meridionali ed alta altrove, per precipitazioni da sparse a diffuse. Il limite delle nevicate dapprima sarà sugli 800-1100 metri o un po' più in basso sulle Dolomiti, poi si alzerà specie sulle Prealpi, dove si porterà sui 1200-1500 metri. Temperature stazionarie o in lieve aumento, salvo risultare localmente in leggero calo nelle valli e in pianura.